Possiamo andare? Piazza Pulita alla 7. Voi? Repubblica. Boh, basta. Perché no? Cioè, perché loro sì e noi no? In base a cosa si seleziona? No, lei mi ha fatto passare. In base a cosa si seleziona? Beppe, facci entrare! Siamo giornalisti pure noi! Facci entrare, Beppe! Che c'hai, giornalisti tuoi? Sembrava una riunione di alcolisti anonimi, nel senso che ognuno raccontava una storia agghiacciante. C'è quello che ha cercato di fare un capannone, non ci è riuscito perché non ha pagato chi doveva pagare e non ha seguito le linee che doveva seguire. C'era quell'altro che ha chiuso l'attività o la sta chiudendo. Ci sono troppe tasse, c'è l'IRA, c'è il Made in Italy, la protezione, c'è il pagamento dell'IVA prima, c'è il pagamento delle tasse in anticipo. I problemi sono gli stessi. Noi stiamo combattendo da 8 mesi, da quanto sono questi ragazzi meravigliosi in Parlamento, bocciano qualsiasi tipo di iniziativa sulla piccola e media impresa, che è il nostro cavallo di battaglia. Però qui c'hai Monaco a 4 ore, c'hai l'Austria a pochissimo. E come fai a condannare un imprenditore che dice qua non ce la faccio più a pagare l'80% di tasse, vado in Austria che mi danno 2 anni, in Svizzera mi danno 2 anni il terreno senza pagare, mi fanno 25% di tasse, mi fanno i ponti d'oro, non è possibile. No, non è il problema, tutto questo, piccola e media impresa, Trentino, Val d'Aosta, qualsiasi cosa, dipende dall'Europa, dipende dall'Europa. Noi andremo là a dire all'Europa che cambiamo la collocazione dell'Italia in Europa, rivediamo tutti gli accordi per la piccola e media impresa, dove vanno i finanziamenti, il debito non ce la facciamo più, o facciamo gli eurobond, diventiamo un'Unione Europea solidale, ci dividiamo il debito tutti, o se no ci allungano il tempo del debito, o se no ci abbassano gli interessi, ma così non possiamo pagare 100 miliardi all'anno solo sugli interessi di adesso. Poi nel 2015, visto che voi non ne parlate, c'è il Fiscal Compact, hanno già firmato per 20 anni che dobbiamo tagliare la spesa di 50 miliardi all'anno per 20 anni. Tu puoi fare tutti i governi, tutta la politica del mondo, che se devi subire questi accordi, il paese va oltre la Grecia. Ce ne stiamo andando e ce ne siamo forse anche andati. Signore, sono un marocchino, voglio fare una foto con te. Con poche risorse. No, scusate, sulle però numerose quote che il Trentino destina alla solidarietà internazionale. Di questi scusate, voglio fare una foto con lui. Sono un marocchino. Una numerose quote destinate. Sai che io ti faccio rimpatriare, Sì, magari. Io vivo di proposte, tutte le volte che faccio delle proposte mi dicono cosa propone il movimento. È nella vostra testa che non esiste la proposta del Movimento 5 Stelle. Noi comuni mortali, comuni cittadini. Signora, non lo so cosa si può fare. Io faccio quello che faccio io come cittadino. Io sono un cittadino che facevo il comico, riempivo gli stadi a pagamento. Il mio 7,40, il mio 7,30 che vogliono fare è zero. Sono forse uno dei pochi che fa politica e non ha guadagnato una lira, anzi ci ho rimesso. Ma non voglio complimenti. Faccio quello che posso. Noi abbiamo rifiutato 42 milioni di euro. Ci siamo diminuiti del 50% lo stipendio e dei cazzoni vanno in televisione a dire il contrario, che noi prendiamo i soldi, che siamo ladri e noi non abbiamo possibilità di controbattere perché è l'informazione devastante, non questi morti della politica, è l'informazione devastante perché il TG1 non può dire quelle e non può permettere a un Presidente del Consiglio di andare in una trasmissione RAI e di dire che lui è a favore di togliere il Porcellum. Noi siamo a favore del Porcellum quando lui c'era la sua firma in Parlamento che non ha voluto togliere lui il Porcellum. Il Presidente che racconta delle balle è agevolato ed è garantito dal TG1. Non è un paese questo, siamo in queste condizioni perché non abbiamo un'informazione e di tutto questo qua non uscirà niente, si vedrà cosa uscirà. Per questo mi sono fermata a parlare con lei, con tutto il rispetto, è per questo, perché riconosco queste sue doti e queste qualità. Signora, io mi sono fermata. Noi abbiamo fatto un miracolo. Signora, se noi abbiamo fatto un miracolo, mi creda, i partiti non ci sono più, mi creda. Lei provi a analizzare, è che siamo dentro questa rivoluzione e non ce ne accorgiamo che la stiamo vivendo. Non ci sono più i partiti, lei pensi a 3 anni fa. C'era l'UDC, c'era il PSI, c'era Monti, non c'è più niente, non c'è neanche più Berlusconi. Allora sì, non c'è per modo di dire, ma non è più, ormai può fare qualsiasi cosa, ma non c'è più neanche lui, non c'è più niente. Ci sono sempre gli stessi che cercano di ricollocarsi.
annaspano. Sì, Annaspare, perdono termine. tempo, non vogliono che noi arriviamo alle europee, perché nasce tutto da lì, signore. Le crisi che avete come negozi, come artigiani, come Made in Italy. C'è un pianto tremendo in giro, mi creda, io lo dico da cittadina, da persona assolutamente no. C'è un pianto tremendo, i nostri uomini non sanno più cosa e come devono fare per andare avanti, perdono il lavoro, assolutamente, non riescono più a mantenere la famiglia, la moglie. Ma scusi un attimo, e noi abbiamo chi ha causato questo stato di cose oggi in televisione a proporci la soluzione dei problemi che hanno fatto loro. Vergogna. Perché non l'ho fatto io, noi siamo da 6 mesi lì dentro, siamo a combattere dalla mattina alla sera e continuano a minacciarci, continuano a metterci in un angolo, ci fanno il dito così, ci prendono per il culo, non passa un emendamento, nelle commissioni, non arriviamo neanche nella commissione, facciamo una legge sulle rinnovabili, arriva la commissione energia, c'è un petroliere, la boccia. Fanno così, si sono presi i punti chiave li hanno presi loro e noi siamo il primo partito in Italia, 9 milioni di persone. E adesso stanno facendo una legge, ditelo, stanno facendo una legge adesso per non farci partecipare alle elezioni. Vuol dire che loro diranno che per partecipare alle elezioni occorre essere un partito, occorre avere uno statuto diverso dal nostro, occorre prendere i soldi perché noi non li prendiamo e diamo fastidio perché come facciamo a resistere a prendere il 25% senza prendere i soldi? Ma questa è democrazia? Allora, glielo chieda un po', e questo non lo sopportano, che noi siamo lì, andiamo sul tetto, siamo costretti ad andare sul tetto a protestare. Perché stanno prendendo la Costituzione e la fanno a pezzi con l'articolo 138 per camuffarsela loro, per prenderla, per fare i loro presidenzialismi. Non devono neanche avvicinarsi alla Costituzione questa gente, come non devono avvicinarsi alla legge elettorale, perché farebbero un super porcello. Allora basta con questa gente, devono andare via tutti, non avere più il coraggio. Infatti nessuno viene in mezzo alla strada, nessuno ci viene. Nessuno viene in mezzo alla strada a parlare con la gente, i nostri sono sempre in mezzo alla strada. Si prendono il loro vaffanculo, si prendono quello che dice ma hai fatto male, non avete fatto niente, ci prendiamo le nostre critiche e ce le meritiamo tutte, per Dio non abbiamo fatto niente, lo so, che non siamo riusciti a fare niente, ce l'abbiamo messa tutta, ma in 6 mesi il paese non siamo riusciti a cambiarlo e per Dio dateci un po' di tempo. Se poi volete continuare così, continuate così, continuate lo status quo così. Prendi la pensione, i prezzi sono bassi, chi me lo fa fare a votare uno che grida? Chi me lo fa fare a votare uno dei ragazzi inesperti? È il loro valore aggiunto l'inesperienza, studiano fino a mezzanotte, andate a parlare con gli uscieri, andate a parlare a Montecitorio, chi vede le luci, in che uffici le luci sono accese fino a mezzanotte, andate a vedere, non hanno mai visti ragazzi così. Le auguro tanta salute di andare avanti e speriamo bene per tutti, perché... Buonasera. Che cosa fai tu? Sei nell'edilizia? No, operaio in fabbrica. Di che cosa? Industria. Sì, che tipo? Carpenteria pesante? No, utensili da taglio. Utensili da taglio. Utensili da taglio. Preparali. Ciao, grazie. Ciao. Non vogliamo governare, noi vogliamo rifare lo Stato italiano. Fatto da cittadini, questo è il movimento. E quindi andare al voto, dice lei? Assolutamente sì. Ma quando? Quando si vuole, quando si può, prima possibile andiamo al voto. Voglio una prova per capire come mai, se gli italiani pretendono e votano di nuovo un governo così, allora noi non siamo adatti a questo paese. Quindi vi sciogliete? Io personalmente, se perdiamo le elezioni, non ho assolutamente più voglia di continuare, ma io voglio una prova.